Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta di Focus TG. Sabato 16 luglio, tante notizie di cronaca in questa edizione che vi ricordo durerà un'ora, quindi siamo e saremo in vostra compagnia fino alle 13, lo ripeto, in diretta con collegamenti con tutto il nostro territorio, ma non solo, con tantissima cronaca, con i nostri approfondimenti. Ebbene, fra poco ci collegheremo con Padova, con la nostra collega Valentina Visentin, per delle importanti novità che riguardano la sanità veneta. Adesso però apriamo il nostro giornale con una notizia drammatica, un incidente mortale avvenuto nella notte lungo la cosiddetta strada del Costo a Cogollo del Cengio. Una moto è finita contro il guardrail e nello schianto è morta la passeggera Vanessa Filippi, 29enne di Tiene. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte tra il secondo e il terzo tornante. Un uomo alla guida di una moto Triumph stava salendo verso l'altopiano quando, insomma, per cause che sono ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo in curva, finendo appunto contro il guardrail dalla parte opposta della carreggiata. Uno schianto che non ha lasciato scampo alla passeggera, morta praticamente sul colpo. Ferito in modo grave il conducente della moto, soccorso dal SUEM 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Sant'Orso. Sul luogo dell'incidente chiaramente sono intervenute le forze dell'ordine, le pattuglie della polizia locale per i rilievi e per, insomma, la regolazione del traffico, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la moto che perdeva benzina. Quindi ricordiamo e ripetiamo, insomma, che una ragazza di 29 anni di Tiene, Vanessa Filippi, ha perso la vita questa notte in un tragico e drammatico incidente sulla strada del Costo. Lei era la passeggera a bordo di una moto che si è schiantata contro il guardrail. Questa una notizia che chiaramente, insomma, ci fa aprire il nostro Focus TG con diciamo uno stato d'animo di cordoglio, ennesimo incidente sulle strade del Veneto. Adesso però andiamo avanti, torneremo a parlarne nel corso del nostro Focus TG, nel corso chiaramente degli appuntamenti serali dedicati all'informazione con tutte le altre notizie, con gli aggiornamenti e con ulteriori dettagli. Adesso ci spostiamo a Bibbione perché un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri nella zona del Faro a Bibbione, momenti di grande paura, di apprensione tra i passanti. Il fumo, pensate, era visibile fino al golfo di Trieste. Vediamo. L'incendio è scoppiato poco dopo le 14 a ridosso del Faro. A Bibbione in pochi minuti è stato un fuggi-fuggi di bagnanti dalla pineta. Il fumo visibile a chilometri di distanza fino a Trieste. 8 persone sono state tratte in salvo dalla Capitaneria di Porto di Lignano. Per sfuggire al rogo si sono lanciate in acqua. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente nella zona tra il Faro e il passo Barca di Bibbione, fino agli 8 rimasti imprigionati a riva. Decine le telefonate al numero di emergenza dei vigili del fuoco che hanno raggiunto la zona da Portogruaro, Latisana, Lignano, Mestre, Udine e Padova, portando 2 autopompe, 6 autobotti, tra cui 2 autocisterne, 3 moduli antincendio boschivo al lavoro fin da subito per cercare di contenere le fiamme e limitare i danni alla pineta. In azione anche il Canadair.
E noi eravamo in apprensione perché potesse eventualmente interessare anche la zona di Lignano, cosa che attualmente non è accaduta. E comunque sono stati schierati tutti i mezzi della protezione civile comunale proprio in previsione di una potenziale situazione di crisi anche sul nostro territorio. Confermo comunque al momento questo non è avvenuto, il presidio verrà mantenuto sicuramente per tutta la nottata, abbiamo avuto anche il supporto, è arrivata anche la forestale della regione. Attivate anche le squadre di emergenza del vicino Campeggio e Marina 1, le operazioni sono state gestite dalla sala operativa della regione del Veneto. Il rogo si sarebbe innescato in un campo di mais proprio adiacente alla pineta. Decine di segnalazioni sono arrivate anche da Lignano Sabbiadoro. Bagnanti hanno riferito di sentire odore acre e puzza di bruciato a centinaia. Stanno seguendo a distanza le operazioni di spegnimento del rogo. È una tragedia questa. Sarebbe per fortuna ci sono i vigili del fuoco che danno una mano sempre, che riescono a spegnere le fiamme, perché qua è stato un disastro. Sono in campeggio io qua dietro e mi sono preoccupato subito perché pensavo venisse dal campeggio e invece fortunatamente è al di là del fiume e spero non ci siano persone. Veramente siamo vicinissimi a quello che è un campeggio dove ci sono bambini, famiglie che erano qua tranquille, noi ci siamo spaventati un sacco. Speriamo che riescano a domare l'incendio perché veramente è terrificante. Non so quanto facile sia fermare queste fiamme qui, è veramente un problema grande. Purtroppo. È un peccato, un dispiacere, è ovvio, basta vedere. Da. L'amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, intanto con il sindaco Flavio Maurutto, per motivi precauzionali ha chiuso al pubblico il faro e sospeso il collegamento via barca tra Bibbione e Lignano. E come detto, adesso ci spostiamo, andiamo a Padova, o meglio in provincia di Padova, perché c'è un importante aggiornamento che riguarda la sanità del Veneto. Ci racconta tutto in collegamento con noi, in diretta, la nostra collega Valentina Visentini. Buongiorno Valentina, a te la linea. Mi ero allontanato per non... Sì, buongiorno, siamo a Cittadella, si è appena conclusa pochi minuti fa una conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia per fare il punto sull'emergenza, sulla carenza dei medici di base della nostra provincia, un tema che riguarda ovviamente tutta la regione Veneto, ma in particolare il Padovano. Le richieste che vengono fatte dal gruppo di Fratelli d'Italia ce le spiega subito Luigi Sabatino, che è consigliere comunale a Cittadella ma anche vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Come Fratelli d'Italia cosa chiedete per garantire l'assistenza sanitaria a tutti i comuni del Padovano? Allora, è indubbio che è un problema strutturale che va risolto per step e tantissime cose si possono già fare nell'immediato. Noi lanceremo una raccolta firme al Presidente della Conferenza Stato-Regioni per vedere di farsi garante nei confronti del Governo. Capiremo anche nei prossimi giorni e mesi quale sarà realmente il Governo, per cercare di attuare subito delle soluzioni che possano limitare, se non eliminare, il problema della carenza di medici di base. Abbiamo anche carenza di OS, carenza di medici di guardia medica, sono tutte problematiche conosciute, la Regione sta affrontando seriamente il problema, ma noi chiediamo anche al Governo di intervenire. Abbiamo lanciato due semplici proposte. La prima è quella di affiancare i laureandi ai medici di base, facendo il classico esempio che il malato cronico che ha bisogno di tutta una serie di incombenze burocratiche non deve gravare sull'attività del medico di base, che deve tornare a visitare i pazienti a casa, quelli che stanno male, che hanno delle patologie acute che devono essere risolte nell'immediato. La seconda soluzione che potrebbe essere è quella di creare nel corso dei prossimi anni un percorso di laurea di 4 anni, quindi ridotto, per trovare e creare la figura del medico generico, in modo che lo stesso possa essere favorito nell'attività di medicina di base, che in questo momento soffre di una carenza di tantissimi medici. Se pensiamo che nella regione Veneto ne mancano 103, solo nella nostra provincia c'è il 25% dei medici mancanti e nell'Alta Padovana la metà di questi. Ecco, qui con me c'è anche Enoch Soranzo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. La regione che cosa può fare? No, come regione siamo già intervenuti lo scorso maggio in aula, è stata anche oggetto di cronaca.
Noi avevamo portato l'attenzione e come maggioranza, dentro la maggioranza come Fratelli d'Italia, ma insieme anche alle altre forze di maggioranza in Consiglio regionale, all'attenzione dell'assessore, che si è dimostrato come sempre molto sensibile e anche sul pezzo, nel senso che abbiamo affrontato e abbiamo portato e sono stati portati gli emendamenti in aula che di fatto vanno nella direzione che indicavamo e continuiamo in modo convinto a portare all'attenzione anche della cronaca, ma adesso anche della Conferenza Stato-Regioni e anche del prossimo governo. Il problema viene da lontano, abbiamo un problema di formazione e di avere figure professionali formate da poter coinvolgere con le procedure di legge previste e soprattutto poi farle rimanere qui da noi, qui in Italia, in particolare in Veneto. Noi siamo degli ottimi formatori, sappiamo che moltissime eccellenze sono all'estero e se le chiamano all'estero vuol dire che li formiamo bene, perché sennò non le chiamerebbero. Nei provvedimenti abbiamo già, come Regione Veneto, un po' anche forzato la mano per dare una risposta a una situazione che è dilagante in Regione, si è subito manifestato nei primi mesi dell'anno, si manifesterà sempre di più nel prossimo triennio, sono stati attivati anche dei corsi triennali formativi implementati anche con ulteriori corsi formativi proprio per cercare di arrivare a impiegare comunque figure anche di specializzandi e anche avere 700 figure nuove nel triennio 2023-2025. Questa non sarà la risposta ovviamente a quello che necessita il sistema che di fatto oggi vede tantissime cessazioni e quindi sicuramente posso dire che da qui in avanti non solo il Veneto, ma credo il Veneto possa essere il propulsore come stiamo facendo noi come Fratelli d'Italia. E davvero complimenti anche al coordinamento provinciale, a Luigi Sabatino, a tutti gli amministratori di Fratelli d'Italia della provincia di Padova qui presenti e tutti coloro che ci stanno sostenendo, perché possa essere la propulsione a rivedere un modello, il modello che dovrà trovare anche una risposta in quelle che sono la casa della salute e le società di comunità finanziate dal PNRR, che i muri sono finanziati ma le risorse che occuperanno quei muri, quelle strutture ancora non abbiamo un'informazione dettagliata e soprattutto con quali risorse noi riusciremo a recuperare e a pagarle. Questo è un tema dei prossimi mesi e sicuramente va ripensato questo modello, efficientato, e nella speranza che nel frattempo il governo possa in qualche modo trovare una soluzione normativa statale e soprattutto dare un impulso a un problema che nei prossimi anni si manifesterà in modo importante. Ecco Alex, se non hai altre domande da studio ti restituisco la linea. Grazie a Valentina Visentini, grazie ai tuoi ospiti. È chiaro che approfondiremo il tutto nel corso delle nostre edizioni serali dedicate all'informazione con TG Bassano e con TG Vicenza. Noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra 2 minuti perché abbiamo tanta cronaca da raccontare e poi dobbiamo parlare di emergenza siccità, di crisi economica e poi anche della crisi di governo. Insomma, restate con noi, a fra poco. Ritorniamo in diretta e ritorniamo a parlare di cronaca. Ci spostiamo a Isola Vicentina, un incidente fatale in auto ieri. Un uomo investe e uccide la moglie accidentalmente. Tragedia Isola Vicentina, una manovra fatale costata la vita ad una 77enne del posto. Alla guida dell'auto il marito che secondo una prima ricostruzione avrebbe rilasciato accidentalmente il pedale del freno investendo in retromarcia la moglie convivente coetanea. I militari della stazione di Maro accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna ed effettuare l'alcol test all'anziano con esito negativo. Su disposizione della Procura di Vicenza il veicolo è stato posto sotto sequestro, l'uomo denunciato per omicidio stradale. Tutto è successo in via Arnaldi, dove si trovavano i 2 coniugi stamattina. Presto sarà effettuato l'esame autoptico sulla salma della donna. Era venuto a abitare da poco a Isola Vicentina, ma aveva gli affetti più cari qui ad Isola e un incidente proprio sfortunatissimo. Conosco bene la famiglia, conosco gli affetti e sono vicino alla famiglia naturalmente. E una disgrazia proprio, un incidente fatale. Apriamo adesso
la pagina riservata, dedicata all'emergenza siccità, all'emergenza idrica, Adige ai minimi storici, agricoltura fortemente a rischio in tutta l'area della Bassa Padovana, dove sta risalendo l'acqua salata dal mare. Vediamo. Le campagne della Bassa Padovana sempre più in sofferenza a causa della siccità. Le condizioni del fiume Adige sono davvero critiche. L'Adige ha raggiunto a Boara Pisani una quota di meno 4,31 rispetto allo zero idrometrico. Teniamo conto che i primi problemi cominciamo ad avvisarli quando il livello scende a meno 3,70. Quindi questo significa che siamo 60 centimetri più bassi rispetto al livello di pericolo. Anche in quel caso le derivazioni sono state interrotte, territori sabbiosi con prodotti orticoli di alto valore, di alta valenza economica, non stanno bevendo, rischiando, se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, di perdere tutto quanto. L'assenza di pioggia ha provocato la risalita del cuneo salino, l'acqua dunque non può essere usata per irrigare i campi. L'acqua salata infatti è un diserbante naturale, spiega il presidente del consorzio di bonifica Adige Po. Già lungo le rive del fiume Po si stanno verificando infatti fenomeni di desertificazione. C'è un principio di desertificazione dei territori che sono più vicini al fiume. Complessivamente l'emergenza non è solamente un'emergenza agricola, non è un'emergenza solamente idropotabile, l'emergenza è ambientale, perché l'acqua salata che va a riempire le falde non la si manda più via se non in tempi molto lunghi e apportando grossi volumi di acqua dolce per fare una sorta di lavaggio di quest'acqua. La situazione è critica anche per l'acqua potabile, la speranza nel meteo, ma ci vorrà molto tempo per recuperare i danni di quest'estate. Nei giorni, se non piove, la situazione non può altro che peggiorare. Le soluzioni a breve termine quindi non ci sono, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, abbiamo riempito all'inverosimile, quando c'era un po' di acqua, tutta la rete idraulica minore, e da questa rete idraulica minore, da tutti i canali e fossi, abbiamo preso l'acqua e con delle pompe, motopompe, eletropompe, l'abbiamo immessa nelle condotte irrigue, non risolvendo il problema, ma cercando di dare in qualche modo di lenire i danni. Continuiamo a parlare di siccità anche nei prossimi servizi, perché la situazione è davvero difficile, perché a rischio non c'è solo l'agricoltura, non ci sono solo le coltivazioni, ma addirittura anche l'allevamento e chiaramente tutte le problematiche per le famiglie, per le aziende, per le amministrazioni comunali. Noi adesso restiamo a Padova, in provincia di Padova prima e adesso invece a Padova città, perché peggiora drasticamente la situazione dei canali cittadini a Padova. Il vice sindaco fa un nuovo sopralluogo, a rischio una nuova moria di pesci. Vediamo. Siamo sotto il ponte di Sant'Agostino, lungo Riviera Paleocapa, davanti a me la specola. Questa è la situazione del tronco maestro, il corso d'acqua che dal Bacchiglione all'altezza del Bassanello entra in città. I livelli dei fiumi si stanno riabbassando per effetto della siccità e questo è l'effetto che possiamo vedere. In questa situazione tutti gli enti preposti stanno lavorando per fronteggiare questa emergenza, da primo il Genio Civile che si occupa delle grandi manovre e che poco oggi si può fare con questi quantitativi d'acqua. Il Consorzio di Bonifica che ha il compito di far circolare l'acqua disponibile per le nostre campagne, per i nostri fossati. L'emergenza qui può riguardare l'agricoltura e tutti gli aspetti che riguardano l'irrigazione. Per la città, comune mobilitato insieme alla provincia di Padova, perché questo corso di fiume è il corso del fiume che entra in città e quindi tanti quartieri, tante abitazioni, anche tanti monumenti, insomma, sono lungo questo corso del fiume. Gli effetti quali possono essere? Quelli di un ulteriore abbassamento, quello della ripresa di una moria di pesci e quindi una
un problema, un'emergenza di carattere ambientale, ma anche poi un'emergenza e un rischio dal punto di vista igienico-sanitario, perché esattamente come qualche settimana fa la moria di pesci poi deve essere, gestita, nel senso che bisogna raccogliere velocemente le carcasse di pesci che restano poi intrappolati o assolutamente in un ambiente inospitale, quindi muoiono, e lì quindi c'è il fenomeno della putrefazione, quindi dei cattivi odori e della situazione insalubre. Quindi continuiamo a mantenere l'attenzione, i livelli continueranno ad abbassarsi, le condizioni meteo non miglioreranno e quindi dobbiamo fronteggiare una situazione che si presenta difficile. Fronteggiare una situazione che si presenta difficile, lo ha appena detto il vice sindaco di Padova, e la stessa situazione di difficoltà e le stesse problematiche si stanno vivendo anche in tutto il territorio della Marca trevigiana. Vediamo. Sicuramente questo mese speriamo di riuscire a scavallarlo. In futuro vediamo cosa succederà. Questo è l'auspicio per il futuro dell'irrigazione, soprattutto nell'ovest della Marca. Infatti, se in qualche maniera il flusso tra Piave e Livenza continua ad essere sufficiente, nell'area montebellunese e castellana il pericolo è il razionamento, perché il lago del Mis, bacino principale per quella zona, è di fatto vuoto. E l'unica soluzione in attesa delle piogge è aprire il collegamento con quello di Santa Croce. Quando è che andremo a discutere con l'Enel, che è quella che dice in questo momento acqua mi serve per l'energia elettrica? C'è un tavolo di crisi idrica a livello regionale e è su quel tavolo che vengono prese queste decisioni. Ma non è l'unico fronte su cui si sta lavorando. Buone notizie arrivano per l'utilizzo di cave a fine estrazione. Si sono aperte un tavolo di discussione per valutare attentamente la possibilità di utilizzare questi volumi che oggi sono ormai stati consumati, sono stati utilizzati ai fini dell'escavazione, e intravedere la possibilità di trovare un'intesa e una collaborazione, evidentemente un coinvolgimento degli enti che possono anche sostenere economicamente evidentemente iniziative di questo tipo per creare degli invasi significativi. Coinvolti nella trattativa ci sarebbero i gruppi Mosola e Grigolin per almeno 2 cave molto importanti tra Montebellunese e Castellana. Ma il futuro dell'agricoltura, peraltro presentato ieri sera in un incontro organizzato dal Condifesa Fara di Soligo, sono i microinvasi aziendali. La questione dei microinvasi è sicuramente una soluzione importante sia per il trattenimento dell'acqua, ma anche per prevenire le questioni di criticità da un punto di vista di sicurezza idraulica. Immagini esclusive, immagini spettacolari, ma chiaramente drammatiche sotto un certo punto di vista, quelle che vedremo nei prossimi servizi dopo una piccola pausa pubblicitaria, perché sono immagini di un habitat, quello del Brenta, messo veramente in ginocchio da questa situazione difficile, da questa siccità spietata. Sono immagini che ci ha gentilmente concesso Fulvio Bicego, ma tutto questo lo vedremo nei prossimi servizi al rientro in studio. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, a tra poco. Ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, manca davvero poco alle 12:30, saremo in diretta fino alle 13, questo vuol dire che abbiamo poco più di mezz'ora per continuare ad approfondire le nostre tematiche, che sia cronaca, che sia attualità o politica. Noi prima di lanciare la pubblicità ci eravamo lasciati con la promessa di vedere delle immagini spettacolari di un Brenta in grande difficoltà. L'abbiamo definita la grande sete del Brenta, una siccità che sta devastando l'habitat del fiume, e allora la nostra collega Monica Smiderle, lo ricordiamo con alcune immagini che ci ha fornito Fulvio Bicego, riassume tutto nel prossimo servizio. Un'immensa distesa di sassi è ciò che rimane del fiume Brenta nelle immagini realizzate all'altezza del ponte della Friola a Tezze. Ciotoli e ancora ciotoli di acqua, neppure una goccia. Ci spostiamo di pochi chilometri più a nord, a Cartigliano, situazione sempre drammatica, il corso d'acqua è ridotto a poco più di niente.
Il grande caldo, l'assenza di piogge importanti, un Brenta così nessuno l'aveva mai visto e chi si occupa di fauna ittica combatte ogni giorno per salvare i pesci. Grazie anche all'attenzione di chi passeggia lungo il fiume, che a volte telefona, ci avverte della mortalità visiva, quindi o del pericolo di mortalità, grazie a qualche pescatore che continua a frequentare quelle zone e soprattutto il servizio di sorveglianza nostro che è continuamente attento e allerta. Sente, in quali zone in particolare? Le zone più colpite sono da Cartigliano a Tezze fino al confine della nostra concessione, poi chiaramente più sotto so che soffrono altrettanto, Carmignano eccetera. Negli ultimi tempi diversi quintali di pesce sono stati tratti in salvo e portati nella parte nord del fiume. Speriamo che tenga al nord, perché allora diventerebbe molto complicata la cosa. Siete preoccupati? Preoccupati soprattutto perché stiamo velocemente andando verso i mesi autunnali. Sono mesi che a predisposizione per la trota marmorata che si prepara alla riproduzione. Chiaramente se tu la togli dal suo sito naturale e lo porti in un altro sito laddove magari non è più da sola ma in competizione con altre, salta la riproduzione e questo è il danno maggiore che potrebbe capitare. E quindi quale può essere uno scenario possibile se la situazione non cambia? Monteberico, che piove tanto. Torna prepotente il tema degli invasi, trattenere l'acqua per renderla disponibile quando serve. Se ne parla da troppo tempo e oggi si paga il conto di scelte non fatte. E finché non si muovono la Trentino Alto Adige sopra di noi, che di autorizzazioni, finché non vengono sfruttate le cave sfruttabili, finché non riusciamo a capire quanto sia necessario trattenere quella pioggia che arriva per quando serve, non c'è via d'uscita, anzi qui sarà sempre peggio. Che io ricordo il 2015, 2013, 2007 e qui questa qui fosse la peggiore, ma chi ci dice che l'anno prossimo non sia ancora la peggiore? Facciamo il punto della situazione adesso a Vicenza, nel Vicentino per l'esattezza, perché anche lì si teme l'ennesima moria di pesci. Fiumi in sofferenza e fauna ittica a rischio. La polizia provinciale ha messo in salvo 100 kg di pesce. Sono stati prelevati dal torrente Poscola, Castelgomberto e rilasciati nel fiume Retrone a Creazzo. Attività che da qualche mese è diventata di routine per gli agenti provinciali che a Castelgomberto sono stati affiancati dai volontari del bacino Agno Chiampo. Mentre per la prossima settimana sono previsti altri interventi di recupero ittico nella zona delle risorgive di Villa Verla e Due Ville e nel torrente Chiampo ad Arzignano, dove a fine giugno era stato eseguito il più grande recupero ittico dell'anno, con la messa in salvo di 300 kg di pesce liberati nel fiume Bacchiglione. E per far fronte alle difficoltà legate alla siccità, lunedì è in programma anche un incontro con i sindaci dei comuni di Brendola e Sarego e con il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta per affrontare il problema della gestione dell'acqua, per conciliare le esigenze degli agricoltori con la sopravvivenza della fauna ittica nel fiumicello Brendola. E tra i rincari energetici, insomma le bollette di casa che diventano delle spese davvero difficili da sostenere per tante famiglie ma anche per tante aziende e per tante amministrazioni comunali, lo ricordiamo è un'emergenza veramente trasversale quella che ha colpito il nostro territorio. Ebbene, dicevamo, tra i rincari uno dei settori maggiormente colpiti è quello del legname, dei pellet e del carbone. I prezzi sono saliti alle stelle, vediamo. Un bancale di legno rispetto all'anno scorso quanto veniva e quanto viene adesso? Ma l'anno scorso i prezzi erano indicativamente 150 euro, oggi siamo sui 250 euro a bancale. Invece per il pellet? Il pellet, il valore, guardando anche tranquillamente le vendite online, era dai 3 ai 5 euro, oggi viaggiamo dagli 8 ai 16 euro. Legna da 15 a 25 euro al quintale e pellet da 5 a 15 euro al sacco, che significa che con l'inverno il costo medio giornaliero per scaldarsi non sarà inferiore ai 15 euro e che ogni mese bisognerà togliere almeno 400 euro dallo stipendio. Sono ad oggi, conta alla mano, gli altri rincari energetici, quelli per intenderci valutati da molte famiglie molto più convenienti rispetto a gas o gasolio. A questo punto probabilmente il prezzo per scaldarsi con il pellet sarà equiparato a quello del gas o a quello dell'energia elettrica, quindi
quindi non so quanta convenienza ci sia tra pellet e energia tradizionale. Legna e pellets cari e introvabili. Per alcuni tagli, per esempio il 25, che è quello per le cucine economiche, per le piccole stufe, prodotto introvabile, per il resto navighiamo a vista. Forse c'è anche una componente speculativa, ma di fatto c'è una problematica legata alla forestale di base che rende i prodotti meno disponibili, e dall'altro una fortissima richiesta di pellet, cioè di biomassa, per cui dei tronchi che prima erano destinati al taglio adesso finiscono dentro alle macine per produrre segatura. E per chi sperava in un ritorno al passato non va meglio con il carbone. Sì, il carbone è introvabile perché comunque è un prodotto che arriva dalla Germania e la Germania non esporta più perché ha deciso di utilizzare il carbone per le proprie centrali a energia. È aumentato di circa il 50%. E nonostante sia difficile pensare al freddo in questi giorni di caldo torrido, il Consiglio degli esperti non ammette indecisioni. Bisogna provvedere prima sperando di avere tutto ciò che serve per i fabbisogni familiari. E attenzione alle offerte online, dove la truffa è dietro l'angolo. A 5 euro può esserci che ci sia ancora qualcuno che magari ha qualche scorta, ma delle offerte a 3,50 euro, 2,90 euro sono assolutamente impossibili. Emergenza energetica, razionamento della fornitura alle aziende e chiaramente tanti consigli, tante premure, anche tante paure per le famiglie del nostro territorio di fronte alla prospettiva di un inverno che qualcuno dice lo passeremo al freddo, altri invece sono più ottimisti. Fatto sta che questo momento di instabilità, di insicurezza, di incertezza crea non pochi patemi ai cittadini e noi abbiamo raccolto le loro sensazioni, la loro voce. Sentiamo. Io ho già fatto la scorta di legna. Ci sarà un po' di sacrifici da fare, ci saranno senz'altro, insomma, però cosa vuoi? Non abbiamo scelta, sì che ci adatteremo. È una schifezza, se dobbiamo dirla. Basta solo protestare, cosa che non si fa. Passeremo un inverno al freddo, secondo lei? Ma no, secondo me no, però dobbiamo tutti mettere i gradi un po' più, non a 22-23 gradi, ma almeno 19-20 immagino. Ci vuole più etica? Esatto, ci vuole più etica, come adesso con l'aria condizionata sicuramente ci vuole più etica. I negozi con l'aria condizionata e le porte spalancate mi sembrano fuori luogo. Io non c'ero, mi sembra di tornare, non so cos'era, negli anni 40-50, che ecco, quindi sono tanti passi indietro che si stanno facendo, purtroppo. Una disperazione perché non si sa più cosa pensare, non si sa più cosa dire. Ormai siamo acciappati in una situazione che è molto difficile venirne fuori a breve. Purtroppo prevedo che andremo sicuramente a peggiorare e non certo a migliorare. Stiamo comprando legna perché qualcosa bisogna fare. Passeremo un inverno al freddo? Io spero proprio di no. Io non lo passerò al freddo, sinceramente, un po' l'età, un po' acciacchi e non posso permettermi di stare al freddo. Prendo i legni, faccio fuoco con i legni, il riscaldamento meno lo consumo. Si cercherà comunque di stare un pochino più attenti? Sicuramente, comunque aspettiamo cosa succede. Basti che lo rispettino tutti, quello è il problema. Perché è un controsenso avere freddo d'estate e caldo d'inverno, cioè l'inverno è sempre stato freddo. E trovo 20 gradi, 22 gradi nei vari uffici e cose, che rispettino tutte le leggi. E bisognerà stare attenti alle spese perché non vedo aumenti possibili su buste paga o cose del genere, quindi credo che sarà un inverno da stare attenti a come si spende. E sulla questione della difficoltà legata appunto alla crisi energetica, alla crisi idrica, al rincaro dei costi, insomma allo stato attuale delle cose è molta la preoccupazione del presidente dell'Ascom bassanese Paolo Lunardi. Sentiamo. Bollette dell'elettricità alle stelle, costi di materie prime lievitati in maniera impressionante, prezzi dei carburanti schizzati e per l'autunno la situazione non pare per nulla migliorare. Previsioni nere per la nostra economia, ne è convinto anche il presidente del mandamento bassanese dei commercianti Paolo Lunardi, che traccia uno spaccato davvero impressionante. È una situazione imbarazzante che non ci fa dormire. Venivamo già da una crisi, è arrivato il Covid, poi la guerra
per cui stiamo parlando di un disastro per quanto riguarderà le materie prime e l'energia in generale, poi anche la crisi di governo, per cui di cosa stiamo parlando? Noi siamo veramente in una situazione deficitaria. Vedremo cosa succederà a settembre, perché i segnali che ci stanno mandando sono segnali non di crisi, di più, segnali che non riprenderemo, non lo so. Sarà un autunno molto difficile? Sarà un autunno molto difficile per l'economia italiana. E quando parlo di economia sto parlando delle imprese, delle piccole e medie imprese e anche dell'industria e della forza lavoro, di tutte le famiglie. Siamo veramente in un pensiero spaventoso. Abbiamo un continuo arrivo di telefonate che chiedono cosa dobbiamo fare, perché sono schizzati i costi delle materie prime e dell'energia, per cui è la base principale per fare attività. Siamo in pensiero. Aiuti ne avete? Aiuti adesso no, è finito il Covid, aiuti adesso sì, stanno tentando di abbassare le accise, cioè pannicelli caldi, ma qui se non cambia qualcosa arriverà una mazzata spaventosa. Voglio dire, non mi metto neanche a discutere il fatto che sarà la categoria che soffre, sarà tutto il comparto dell'economia, per cui speriamo bene. Parole dure, una preoccupazione radicata, quella del presidente dell'Ascom bassanese Paolo Lunardi. Ebbene, adesso ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo perché dobbiamo parlare della crisi di governo, delle ripercussioni sul nostro territorio, ma anche di Vaiolo delle Scimmie e poi spazio al turismo, allo spettacolo, allo sport, insomma tutto questo tra poco. 12:45, ben ritrovati a Focus TG in diretta fino alle 13 per portare a casa vostra l'informazione del Veneto dal Veneto. Ebbene, a proposito di informazione, adesso torniamo per un attimo alla cronaca prima di dare spazio alla crisi politica, perché parliamo del Vaiolo delle Scimmie con altri 2 nuovi casi a Padova. Salgono a 15 i casi di vaiolo delle scimmie registrati a Padova. Sono 2 nuovi casi rilevati ieri pomeriggio dall'azienda ospedaliera. Si tratta di 2 uomini di 30 e 40 anni. Il quarantenne è attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il secondo caso invece è in corso di valutazione per capire se sarà necessario ricorrere al ricovero o se è sufficiente una terapia domiciliare. Con questi 2 nuovi casi salgono a 14 le persone contagiate e curate all'ospedale di Padova, ha detto il direttore generale Giuseppe Dalben. Chi ha avuto contatti con qualcuno con un'eruzione cutanea simile al vaiolo delle scimmie o che abbia avuto contatti con qualcuno che ha un caso probabile o confermato di vaiolo delle scimmie è ad alto rischio di infezione. L'USL 6 ha confermato che sono catene di contagio sotto controllo, ma non bisogna abbassare la guardia. I primi sintomi sono lesioni che compaiono più o meno piccole nelle zone genitali, ma anche in altre parti del corpo. È importante prestare particolare attenzione ai comportamenti a rischio in queste settimane, dice la dottoressa Cattelana del reparto di malattie infettive. Il virus, per quello che abbiamo osservato, sta colpendo soprattutto giovani e adulti di sesso maschile. È importante osservare almeno 21 giorni di isolamento una volta contagiati per permettere la rimarginazione totale delle lesioni. Escursionista in difficoltà a Valli del Pasubio è stato rintracciato e recuperato dal soccorso alpino grazie al cellulare. Valli del Pasubio, escursionista in difficoltà salvato grazie al cellulare. Tutto è successo ieri pomeriggio sul Monte Cornetto. Su segnalazione della sorella che aveva ricevuto la sua richiesta di aiuto, il soccorso alpino di Schio è stato attivato ed è riuscito a comunicare con l'uomo, 44enne di Bruxelles, solo attraverso messaggi WhatsApp. I soccorritori sono riusciti tramite fotografie e posizione a vedere che si trovava in zona Emmele. Le squadre sono così riuscite ad individuarlo a circa 150 metri di distanza da Selletta dell'Emmele. L'uomo era ruzzolato fuori sentiero, non aveva riportato conseguenze se non leggere scoriazioni, ma era bloccato e sotto shock. Dopo averlo dotato di imbrago, i soccorritori lo hanno assicurato e riaccompagnato sul sentiero per poi proseguire con lui fino a valle. Rifiuta il pagamento con il POS, gelateria
multata dalla Guardia di Finanza. Brogliano, scatta la prima sanzione nel Vicentino a un'attività che non ha accettato il pagamento elettronico. Sono le Fiamme Gialle a intervenire. Il controllo della Guardia di Finanza di Arzignano nasce dalla segnalazione di un cittadino che riferisce di essere andato a comprare il gelato, ma al momento di andare alla cassa si sarebbe scontrato con il rifiuto della titolare di accettare la carta di debito per il pagamento del conto da 20 euro. I militari, accertata la violazione, hanno attuato la norma che stabilisce che dal 30 giugno del 2022 viene applicata una sanzione amministrativa per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici. Per questo le Fiamme Gialle hanno trasmesso il rapporto al prefetto di Vicenza, autorità competente per irrogare la sanzione amministrativa, in questo caso per un importo di 30,80 euro. Resta ovviamente fermo il diritto del consumatore di scegliere liberamente la possibilità di pagare non solo col POS ma anche in contanti. Parliamo adesso della crisi di governo e ascoltiamo la voce di alcuni sindaci del territorio che si dicono preoccupati perché ci sono bilanci da chiudere e opere da realizzare. Vediamo. Si era in attesa dell'approvazione del decreto aiuti che nei confronti dei comuni aveva grandi aspettative proprio per far fronte alle nuove emergenze della crisi energetica, ma in modo particolare nei confronti dei cittadini e delle aziende. Fermarsi anticipatamente non trova senso e fa veramente dà un senso di grande abbattimento, sapendo quali erano poi invece le contropartite che erano richieste. Le ripercussioni immediate sono quelle sui bilanci, perché il governo aveva avviato tutta una serie di provvedimenti. Quello ultimo oggetto della crisi si chiamava decreto aiuti, che aiutava famiglie e anche imprese e anche pubbliche amministrazioni a superare queste spese incrementali che la crisi generale impone ai comuni e che non sono sempre facilmente assorbibili dal bilancio comunale, purtroppo. Siamo nel bel mezzo dell'applicazione del PNRR e i comuni stanno aspettando i finanziamenti che hanno chiesto e che hanno anche già ottenuto. C'è solo da conoscere l'esito delle graduatorie. Quindi avremo bisogno di un governo nella piena operatività. Questa crisi proprio non ci voleva per tutti, ma soprattutto per i comuni, appunto per l'attività che i comuni hanno già in programma. Come comuni siamo preoccupati perché ora c'è tutta questa massa contributiva da impegnare in investimenti. Era già un problema prima perché comunque le modalità di accesso a questi fondi non sono semplici, sono anche piuttosto complicate. Ci auguriamo che l'unità del territorio e anche gli intenti del governo e comunque dello Stato in qualche maniera siano di grandi responsabilità per cercare di fare in modo che queste risorse non vengano sprecate e vengano messe a terra nei tempi e nei modi corretti. Abbiamo appunto delle sfide da portare avanti, abbiamo la possibilità di portare a casa risorse, ma abbiamo bisogno anche appunto di sentire una stabilità, aiuto e supporto anche dal nostro Stato, dal nostro governo. Una crisi di governo che, ascoltando quello che ci dicono al nostro microfono i cittadini, è vista come un'occasione persa, come una scelta non idonea, non adatta al momento attuale, al contesto attuale. Noi siamo stati ad esempio a Treviso, ebbene i cittadini dicono è un qualcosa di irresponsabile, una scelta quella di far cadere il governo adesso che più di qualcuno definisce vergognosa, ma chiaramente questo è il parere della gente, parere che si divide. C'è anche chi è chiaramente più soddisfatto, possibilista su una ripartenza della macchina amministrativa italiana, e c'è anche chi invoca con soddisfazione e un po' di speranza le elezioni, quanto prima le elezioni politiche. Vediamo cosa ci dicono proprio i cittadini di Treviso nel prossimo servizio. Ho sentito la notizia e sicuramente non è un buon momento per aprire una crisi di governo adesso. C'è qualcuno che ha sbagliato secondo lei? Sicuramente. È come nelle coppie, gli sbagli sono da ambo le parti.
non abbiamo una classe politica che fa qualcosa per migliorare le cose, vogliono solo una sedia e quindi basta che c'è un problema, crisi di governo per prendersi un posto da qualche parte. Quindi questa è la sensazione che... Sì, assolutamente sì. Non è la prima e non sarà l'ultima, sicuramente. Crisis in Italy, what do you think about? It's difficult at the moment. So, difficile dire al momento, come abbiamo visto. Se il vostro governo non esista più o esista ancora per un po'. Non so cosa succederà. Come al solito proveranno a mettere in piedi qualcosa, ma non funzionerà. Sono tutti incapaci di fare politica e non hanno avuto la preparazione che avevano i politici degli anni 60 e 70. Sono incapaci. Che scenario intravede lei allora? Attualmente non vedo nessuno all'altezza. È l'unico. Mario Draghi è l'unico. Siamo fortunati se Draghi decide di rimanere almeno per gli affari correnti. Però bisogna vedere come viene tallonato, oltre che dai 5 Stelle, anche da Fratelli d'Italia e anche dalla Lega. L'Italia, io ho 68 anni, va avanti così da una vita. Cioè, mi sembra che Conte sia estremamente irresponsabile, altro da dire no. Spero solo che mercoledì diano la fiducia a Draghi e si faccia un Draghi bis. Vergognosi. Le viene da ridere o da piangere? Mi viene da piangere. Lei ha mai votato 5 Stelle? È rimasta delusa? Molto delusa. L'ho fatto una volta proprio per dare un segno di alternativa, proprio perché, e adesso sono molto restia anche nell'andare a votare. Sentiamo adesso le parole dell'onorevole Germano Racchella, parole di un politico, un esponente politico di spicco, preoccupato come deputato e come sindaco. Vediamo. La vedo veramente una crisi della politica. Lapidario il deputato della Lega, nonché sindaco di Cartigliano, l'onorevole Germano Racchella, in merito a queste ore di crisi del nostro governo italiano. Un paese che pare sempre più allo sbaraglio. Adesso si attende il 20 luglio perché, dopo le dimissioni respinte da Mattarella, mercoledì Draghi si presenterà alle Camere per una verifica politica. È una situazione deleteria e allo stesso tempo preoccupante, perché dal mio punto di vista, che mi vedo in doppia veste da deputato e da sindaco, mi verrebbe voglia di dire che da deputato sì, andiamo al voto, perché Draghi non può andare avanti ad essere ricattato ogni giorno e non si può andare avanti 9 mesi con la paura che un governo cada, facendo magari delle riforme serie. Racchella è molto preoccupato però anche per le ripercussioni che questa crisi può avere sui singoli comuni, sul lavoro degli amministratori. Da sindaco sono preoccupato perché quando si cambia governo si ferma appunto la macchina amministrativa e questo significa che da sindaco anch'io sto aspettando la graduatoria che con il PNRR ci dovrebbe dare 1,4 milioni per la nuova scuola materna, ma se non c'è un governo si bloccherà tutto per 4-5 mesi. Dunque, bloccando tutto questo, con la crisi delle materie prime che anche ci sono, è un problema che ci fa un po' rabbrividire. E insomma, in un contesto politico così difficile a livello nazionale, con le ripercussioni, lo abbiamo sentito da più voci, anche per il nostro territorio, ieri i sindaci sono stati chiamati a raccolta a Vicenza per gli stati generali dell'ANCI Veneto. Vediamo com'è andata. Si respira un clima di incertezza agli stati generali dell'ANCI Veneto, che ha raccolto a Vicenza i sindaci dai vari territori della regione. Tema del giorno il PNRR, le opere prioritarie per i cittadini da finanziare e realizzare, tema su cui grava la crisi di governo. Il tema della giornata è naturalmente il PNRR e le difficoltà che i sindaci incontrano nella gestione di questa partita importante per i nostri territori. Difficoltà che aumentano naturalmente con un governo instabile, che è in crisi, che rischia di cambiare o di cadere e quindi l'auspicio è che prevalga il senso di responsabilità che chiediamo anche da amministratori
per una guida sicura, perché chiaramente gli amministratori non sono tutti strutturati nei loro comuni, stiamo parlando di comuni anche piccoli. I bandi che escono, i sindaci veneti li affrontano e partecipano. Molte volte sono stati anche formalmente portati a casa delle risorse, basti pensare per esempio alla grande battaglia sulla rigenerazione urbana, però poi le tempistiche che vengono imposte sono davvero molto serrate, e con il caro aumenti e con le difficoltà delle imprese oggi a reperire le materie prime è un tema che ci preoccupa molto, lo vogliamo però affrontare da squadra. L'SOS che arriva dai primi cittadini è unanime, manca un interlocutore stabile, il concetto, per le sfide che gli amministratori devono gestire. Le priorità in questo momento sono quelle di dare una risposta da amministratori per quanto è nostra possibilità, naturalmente neanche nei limiti delle nostre competenze, delle nostre capacità economiche, a una crisi che sta determinando un aumento della povertà. Abbiamo gli sfratti esecutivi in corso, abbiamo persone che ospitiamo nelle strutture perché non hanno una casa, abbiamo le bollette che aumentano, stiamo dando fondi aggiuntivi per poter dare una risposta appunto a chi non riesce a arrivare a fine mese perché non riesce a pagare la bolletta, e queste sono le difficoltà che affrontiamo tutti i giorni. In questo momento sarebbe importante dar continuità, nel senso che ci sono delle sfide che stiamo giocando oggi, banalmente i bandi del PNRR, i ristori che abbiamo chiesto per quanto riguarda la maggiore esposizione da parte dei comuni, il tema degli organici, sono temi che noi abbiamo chiesto a questo governo, eravamo in attesa di alcune risposte e rischiamo di vedere tutto congelato. Grazie. 8.000 euro. E allora noi adesso rientriamo in studio perché da un'emergenza all'altra, da una difficoltà legata alle bollette sempre più care, alla crisi energetica e alla crisi idrica, adesso parliamo anche di una crisi di lavoro perché mancano i lavoratori alle terme. L'appello di Federalberghi è chiaro, servono almeno a 500 lavoratori. Ci sono aziende che non hanno riaperto in montagna o al mare, ci sono ristoranti che non sono aperti, sono rimasti chiusi, ma anche il personale. Un mal comune che unisce le strutture alberghiere di mare, montagne e anche quelle termali. La mancanza di personale, la difficoltà a trovare dipendenti stagionali è un fenomeno che sta mettendo a dura prova il comparto termale della nostra provincia, che in questo momento in cui dovrebbe cavalcare la ripresa dei flussi turistici si trova invece in una situazione di sottorganico. Secondo le stime di Federalberghi Terme, al momento manca circa il 10% della manodopera necessaria per gestire tutte le strutture alberghiere della zona. Questo dipende in buona parte dal fatto che dopo la pandemia le persone hanno poca voglia di avere un lavoro stagionale, ma anche, dice il presidente di Federalberghi Terme, dal reddito di cittadinanza. Noi abbiamo avuto dei casi di persone che per esigenze familiari avevano contratti part-time, si sono fatti licenziare o si sono licenziati e si sono messi con il reddito di cittadinanza che comprendeva una cifra più alta del lavoro che prima avevano, magari a 3 o 4 ore giornaliere perché avevano i figli da accudire piuttosto che altre soluzioni, anziani da assistere eccetera. Quindi abbiamo innescato dei meccanismi perversi che hanno tolto la disponibilità di alcune persone che prima lavoravano, si sono invece ritrovate a richiedere il reddito di cittadinanza. Mancano addetti alla ristorazione e all'accoglienza e a peggiorare il tutto, dice Boaretto, c'è anche una forte concorrenza sul mercato da parte degli agriturismo. Questa corsa forsennata all'accoglienza extra, cioè appartamenti che possono accogliere le persone, che possono godere, nel caso in cui questi siano regolarmente denunciati, un trattamento fiscale di enorme favore. Agriturismo che hanno chiesto, c'è una proposta di legge anche nel Veneto di passare a 60 posti letto negli agriturismo, sono di fatto degli alberghi, ma godono di una condizione fiscale di favore e vie più che non hanno nessuna delle normative che invece gravano su chi ufficialmente ha una struttura ricettiva alberghiera. Si chiude qui questa edizione di Focus TG, non mi resta che ringraziarvi per aver scelto l'informazione di Rete Veneta anche oggi. Gli appuntamenti serali sono quelli con TG Bassano e con TG Vicenza. Noi ci rivediamo domani alle 12. Buona giornata.